Adesso, oggi è sabato, quindi domani è domenica, grazie, sì lo so. Mi passano a trovare due tu di Taranto a Taranto, forse uno anche oggi che viene qua a Selva, alla Selva, cazzo mi dimentico sempre il nome, ma io ho una memoria per i nomi, dopo faccio anche brutte figure quando incontro gente, no? Infatti io spesso chiamo tutti mister proprio per ovviare a sto problema, perché io sì ho un'ottima memoria, ma per certe cose, i nomi di persone, i nomi di certi oggetti, i nomi dei paesi, zero, proprio zero. Comunque mi vengono a trovare, Selva di Fasano, ecco, mi vengono a trovare forse uno qua a Selva di Fasano, altrimenti tutti e due poi lì a Taranto. Io pensavo di muovermi domenica mattina o domenica primo pomeriggio, per carità siamo qua a 40 km dal posto dove mi fanno i lavori, per innanzitutto trovare dell'acqua che ho necessità di farmi la doccia e poi per star tranquillo di essere parcheggiato lì già alla sera in modo che al risveglio sono proprio davanti, cioè dentro a dove mi fanno i lavori, cioè all'apertura io sono già lì, quindi il mio punto è quello. E poi niente, si fanno questi lavori e non so il tempo che ci vorrà, magari l'ho già detto, perché io ho anche la memoria, poi non si ricorda sta roba, quindi ti trovi tanti quei doppioni. Per quello la gente che entra nel canale del Puntino del Mondo sa sempre tutto, perché anche se si perde 2 o 3 video io sono talmente ripetitivo che prima o dopo te li ribecchi. Comunque dicevo, step 1, fargli vedere il camper, ok, tutti gli allacciamenti, gli spazi eccetera, spiegargli cosa voglio fare. Dopodiché lui credo ordina i pezzi, in teoria siamo su per settimana, comunque quando una concessionaria, un allestitore, ma parliamo anche di macchine oltre che robe di camper, ordina un pezzo, di solito gli arriva il giorno dopo, quindi credo non ci sia tanto da aspettare per i pezzi. E si inizia a montarli. Nel frattempo magari che aspettiamo i pezzi che arrivano installiamo già il clima, perché il clima ho detto la prima cosa, così oppure intanto lo appoggiamo prima di ordinare i pannelli per vedere lo spazio che occupa, hai capito? Cioè prima il clima e dopo in base al clima e agli oblò predisporre tutti i pannelli possibili. Se ci stanno anche 4, cioè alla fine a me non è che interessa il numero dei pannelli, a me interessa la superficie coperta. Io come gli ho già detto voglio la massima copertura, insomma sfruttare al massimo lo spazio e così poi vado tranquillo. Poi forse magari ecco devo ricordarmi, gli farò controllare se ci sono tipo delle dispersioni, perché a parte che la batteria mi è andata completa, per carità quello si sapeva, si vedeva già dal primo giorno che è andata proprio completamente, però se tipo sono a 12,8 e abilito, non accendo, abilito magari certe luci piuttosto che la pompa dell'acqua, anche se non funziona perché è già in pressione, ma solo l'abilito, quindi gli do diciamo la possibilità di funzionare, non l'avvio al funzionamento, mi va giù di, cioè se ero a 12,8 mi arriva anche a 12,7, 12,6, a me insomma pare esagerato un 0,2 per un'abilitazione di corrente che non sto usando, hai capito? Tipo per abilitare il maceratore del water, piuttosto che le luci dietro, piuttosto che il riscaldamento, piuttosto che ti ho detto la pompa dell'acqua, adesso stavo guardando appunto per far mente locale, e mi va giù così di 0,2, mi è strano, ho detto magari è normale, non lo so, però perché sai questo ha tanti pulsantini, tante abilitazioni. Nel camper vecchio avevo solo la pompa dell'acqua, l'interruttore generale delle luci e il frigo se volevo accenderlo a 12 volte. Vabbè, dopo già che ci siamo, quasi quasi è meglio, visto che lui avrà sott'occhio l'impianto, mi faccio abilitare quella presa della corrente che è sotto il letto a castello, quella dove usciva l'aspirapolvere che ho tolto, perché io quella la vorrei sotto inverter. E dopodiché mi faccio tirare già i cavi molli, ovviamente sigillati, ovviamente isolati, sciolti nel letto posteriore, quello sopra, sì, beh, nel letto posteriore, ok, nel letto a castello quello sopra, perché un giorno col falegname farò una specie di bacheca con la faccia rimovibile, in modo che lui là mi tira il 220 che prende dall'inverter, mi tira il 12 volte, io dopo lì mi metto tutti i miei pannellini, le mie prese, tutte le mie diavolerie per ricaricare, 50.000 USB e tutto quanto, quindi sarà una specie di pannello di ricarica e poi la roba viene appoggiata sul letto a castello, quindi
una cosina a regola d'arte. Poi magari con calma con Mirko, che dovevamo fare sti lavoretti, vediamo se si può mettere le prese USB da altre parti, tipo all'entrata. Adesso vediamo se ci sono già i cavi tirati senza diventare tanto scemi, ecco, insomma. Vabbè, dettagli tecnici che interessano o non interessano, però sai, ti dico, io lo vedo sempre un po' come un giocattolo, no, sto camper, cioè come la tua tanetta giochi, la sala giochi dove ti fai tutte le migliorie, eccetera. Secondo me è meglio che a casa, perché a casa non ho mai avuto tutte questi desideri, queste passioni. A parte forse nella mia stanzetta, ho sempre avuto la stanzetta dei giochi fino a piccolo, una stanzetta 4x4 che dopo, quando sono andato a convivere, diciamo, era il salotto dove io mettevo tutte le mie cose. Allora, fin da piccolo avevo questa stanzetta che aveva il divano letto, che diventava 2 piazze, avevo il frighetto, avevo il computer, avevo tutte le foto attaccate al muro, avevo il disastro dentro, il piano bar, una figata, avevo fatto una roba strafiga. Sì, magari molto alla buona, per carità, che non te pensi mai sto qua, quanti Sky, no, tutto piano bar, intendo proprio un tavolaccio di legno con 2 o 3 bottiglie sopra, però per me era il piano bar, hai capito? Cioè, è bello anche come vedi le cose. E quello è sempre stato il mio regno su 4x4, sì, no, 4x4 motrice, 4x4 di metratura. E poi niente, è continuata sta fissa, e poi più o meno ho fatto il salotto di casa così, e poi niente, quando mi ero rotto le balle di tutto, prima volevo andare in giro per il mondo in bici e tenda, dopo ho detto cazzo, ho il cane, come fai? Non puoi. E allora insistevano i miei amici a dire il camper, e io ma no, il camper è grosso, non ti muovi, e comunque ha dei costi, e poi va a gasolio, poi i pezzi che si rompono. Cioè, dopo lì cerchi sempre, sai, ti arriva, punti sempre all'equilibrio, no? E quindi la via di mezzo, effettivamente, vedendo un po' quanto costavano di bolli, assicurazioni, sti camper, dici ok, sì, vabbè, non farò la vita che volevo provare a fare io, magari alla fine anche 6 mesi o l'anno sabbatico, hai capito come fanno tutti. Però ho detto vabbè, no, allora proviamo con sto camper, andiamo via con sto camper. Effettivamente devo dire che poi mi ci sono abituato a sto camper. Ecco, ho saltato la parte che volevo dire, che prima del camper, prima di scegliere il camper, volevo optare per una tiny house. Poi ho visto che come costi e rotture di balle non conveniva assolutamente, e poi ho detto cazzo, è sempre là. E allora niente, dai, passiamo a sto camper. È iniziato tutto con sto scarosso, che poi ho venduto perché ho detto stavo iniziando a spenderci troppo su un camper che, poretto, era tra virgolette prima esperienza, nel senso che sai, pareti fine, sì, poretto, tutto quello che vuoi, tutto nuovo, però era un camperino un po' all'avventura, non ti sarebbe durato per sempre. Siccome io ci ho pensato, ho detto va, non è che voglio tornare in una casa o roba del genere, non ne ho la minima idea, però volevo una cosa ben più solida, ben più resistente al vento, alle intemperie, isolata, proprio bella massiccia. E alla fine ho trovato sto camper qua che proprio non mi piace mica tanto, però cazzo è eterno. Essendo eterno, nel corso degli anni ho la possibilità di cambiare colori, di fare in base alle reali necessità, perché poi vedi con gli anni, perché un po' ti abitui alle situazioni, no? E un po' inizi dopo questo periodo, no? Che inizi a usare le cose e dici ma ok, tipo il riverniciarlo che volevo farlo subito, metti non so quanto costi, sparo 800 euro, prezzo a caso, no? E dopo un anno o due che ci stai dentro dici ma vale la pena spendere 800 euro, cioè dopo che l'ho provato non riverniciato, oppure non vale la pena, è meglio quegli 800 euro investirmeli in altre cose, tenerli in banca per stare più tranquillo, che cazzo ne so io. Quindi insomma hai capito. Però cose straurgenti, quello sì, c'era l'impianto elettrico e il frigo e quei 2 o 3 accorgimenti di mobilia. Io credo che rinuncerò per il momento alla scrivania, non per un discorso economico, ma col discorso che sono passato dal PC al portatile. Questa mi va bene come spazi, la ciabatta studierò dove metterla, credo la metterò dalla parte là del CP, quindi senza la penisoletta come avevo fatto su Scarosso, perché se la tavola è troppo profonda, no? Quando devi alzare le dinette è sempre un po' un casino. Perché alzi le dinette? Perché una ha un serbatoio che ti può essere utile, molto più comodo di quello del letto a castello ovviamente, in caso in cui non trovi il rubinetto dell'acqua e ti devi rifornire con le taniche. Allora tiri su la panca, apri il tappone del serbatoio e ci versi dentro le taniche, ok? Quindi
è una cosa comoda. Se hai il tavolo profondo o magari con la penisoletta, dopo rischi che ti tocca, non si apre, devi fare un casino di modifiche, tagliare, stare attento. Cioè, preferisco per il momento avere il tavolo piccolino così. In modo anche, tipo io adesso sono stracomodo, il tavolo è spinto tutto di là e io qua ho un casino di spazio per stravaccarmi un pochino nella dinetta, insomma. Quindi vedi, le cose, io dico sempre, prima vanno provate un po' e dopo gli fai le modifiche del caso, perché quella volta che ho fatto una modifica subito, quella delle casse, ti ricordi, no? Le casse per il computer, l'ho fatto una grandissima cazzata. Ho fatto fare dei buchi nel mobile al falegname perché uscissero le casse e poi delle mensolette dove appoggiare sopra le casse, cioè le casse che ogni volta dovevi tirarle dentro e fuori, alzare il coso, chiudere eccetera. Quando potevi, scusa un attimo, spaccavi le casse, gli mettevi l'interno cassa, facevi un cerchio come ho fatto poi, no? Nel mobiletto, e avevi le casse a muro incassate. Cioè, quanto più bello e comodo e meno ingombrante è. Però sono cose che vivi con l'esperienza. E allora io ho detto, scusa, perché devo pagare i miei errori? Già ho fatto 3 anni in camper, anche qua pian piano io lo uso e pian piano mi progetto le cose, anche perché già ho visto il discorso mensole, cassetti, no, che devo mettere al posto del frigo. Già l'idea è cambiata tante volte. Già il fatto che prima non dovevano esserci cassetti nella mia prima idea, nelle mie prime idee, no? Nelle mie prime bozze. Fortuna ha voluto che i tempi hanno distanziato un bel po' il falegname, che così io ho continuato a pensare, a fantasticare, e alla fine cazzo gli metti 6-7 cassetti al posto del classico armadietto a ripiani, quanto meglio è. In un cassetto le posate, in un cassetto a livello proprio le spezie, in un altro i bicchieri, cioè tutto studiato al millimetro, no? Perché tu sai già che roba hai dentro, sai già i bicchieri che usi, le spezie che usi, i contenitori e quelle cose là. E quindi lo spazio ti salta fuori a 1000, perché così io spazio ne ho un casino, ma stivabilità veramente, ragazzi, zero, e la roba è tutta buttata là, una sopra l'altra, tutto che cade, un disastro, un disastro. Quindi anche lì, anche per te, se devi fare modifiche, prenditi sempre tempo. Cioè tieni sempre focalizzato l'obiettivo che vuoi, ma prenditi sempre il tuo tempo, perché nel tempo che passa, che tu hai focalizzato questo obiettivo, questo vale anche per altre cose della vita, vedrai che o cambi idea, o conosci persone che ti danno altri consigli, o vedi altre cose fatte in altro modo, e quindi vedrai che la prima soluzione spesso è una grandissima cazzata. Quindi prenditi sempre il tuo tempo. Maremma Maiala, stavo registrando con i tempi a 1/30, da qua vedi quanto Le Puntine del Mondo è un canale che gliene frega niente di tutte le tecniche di riprese, che bada solo esclusivamente ai contenuti, non nel senso che ti dà buoni contenuti, ma nel senso che pensa solo a dare dei contenuti, indipendentemente poi dal valore che possono avere. Perché non ho controllato minimamente i tempi, la fotocamera è praticamente tutto in automatico, e tieni conto il treppiede, lo studio delle luci eccetera, vuoi vedere? Occhio? Cioè io sono diligentemente parcheggiato così sul tavolo, sì, no, non preoccuparti che dopo pulisco prima di mangiare, e qua sopra c'era la fotocamera e io muovevo la gamba eccetera. Quindi ecco, questo è il mio treppiede professionale, lo studio delle luci, cioè che va in base a dove ho la gamba, quindi anche se ero in controluce però la gamba era comoda qua. E Le Puntine al Mondo funziona così, ragazzo. Beh, poi spiegavo anche a Beppe o a altri, diciamo, che sono venuti a trovarmi in passato, ci siamo trovati, che possono constatare anche loro di persona quando faccio le riprese, che io do la minima importanza in assoluto alle riprese, proprio per dare, questa è una cosa che mi hai sentito dire spesso, proprio per dare importanza o al viaggio o al momento. Difatti tante cose che assistito vede vengono omesse, tante cose magari anche interessanti, simpatiche. Perché? Perché a volte se succede una cosa piccola o grande, cioè io sono lì che me la vivo, non è che devo interrompere, prendere la fotocamera e riprendere. Sì, lo so, sono bei ricordi e tutto quanto, le vedi anche tu eccetera, però hai capito, o anche certi discorsi con le persone, non è che puoi dirgli no, aspetta un attimo, rifacciamo da capo, la ripeti. Ogni tanto lo faccio, ok, però vedi, funziona così. Io ho provato a volte a fare anche dei video seri come fanno gli americani, tutti fighi, con le riprese, tutto studiato, stabilizzatori eccetera, voli col drone, tutte le robe preparate. Però mi sono accorto di quanto falsa è sta roba. Nulla contro gli americani che fanno sta roba, per carità, non sono razzista neanche con gli americani,
però è veramente un mondo falso, cioè che io veramente preferisco fare video di merda, con inquadrature di merda, linguaggio scurrile, proprio perché vivo il momento e c'è la sincerità, cioè non ho nessun problema a dire cazzo, figa, culo, tete, cioè me lo diceva il mio titolare quando avevo 15 anni, che montavo nel Fiorino con lui, mi guardava di prima mattina così, silenzio tomba, e dopo mi diceva cazzo, figa, culo, tete, girava lo sguardo verso il volante e partivamo verso il lavoro. Quindi insomma sono cresciuto anche in questo contesto, capisci che è un po' la mia base, no? E quindi sì, non me ne frega niente di dare la buona impressione, di fare tutto preimpostato, il discorso preparato e tutto quanto, cioè il mio divertimento, ragazzi. C'è qualcuno che lo apprezza, altri no, nel subconscio comunque molti non apprezzano sta roba, perché io, scusa, se devo guardare un video su YouTube che vedo uno qua con l'inquadratura del cavolo, le luci brutte, anche un po' scure da una parte, il video che si muove, eccetera eccetera, e poi soprattutto anche se uno sta dicendo cose interessanti, non dico che sto dicendo cose interessanti, ma ho detto anche se uno sta dicendo cose interessanti, il fatto di mantenere sempre la stessa inquadratura inconsciamente ti annoia, quindi ti fa associare un minor valore al canale. Tu prova a notarla, sta roba è stata spiegata più volte in psicologia e anche in certi canali YouTube, che effettivamente anche i canali del cazzo con zero contenuti, proprio con robe inutili, completamente inutili proprio sotto qualsiasi aspetto, se curati veramente bene con le luci, la qualità video e anche un certo standard di postura, di parlato e anche insomma, di autocensura, acquistano quel valore in più decisamente superiore ad altri canali tipo Fai da te, tipo Le Puntine del Mondo o altri ragazzi simili, insomma, che io apprezzo tantissimo e non hanno il seguito che dovrebbero avere, insomma. Tipo, per me è uno dei migliori vlogger, forse è l'unico secondo me, lo dico sempre, è l'unico che ogni tanto guarda, con tutto rispetto per gli altri, però sai, ho la mia vita, più faccio anche il lavoro e i video, poi demontarli, cioè richiede tantissimo tempo, no? Quindi non posso seguire gli altri, però l'unico che seguo volentieri è Human Safari. Lui è bravo come fotografo e videomaker, però i suoi vlog sono veramente fatti da cazzo proprio, ma giustamente, perché lui vive veramente l'avventura, e che avventure, cioè è bellissimo quando lo trovi, tipo, perché lui è un tour operator praticamente e porta anche la gente nei suoi viaggi, no? E a volte vanno a visitare, non so, il centro commerciale abbandonato, una volta hanno dormito in un pagliaio, dopo hanno fatto il cammino di Santiago, quindi capirai che è quella la roba interessante, no? Tutti gli effetti speciali, le cagate, le transizioni, che ogni tanto faccio anch'io, per carità, perché ti dà anche soddisfazione, è bello mettere le musichette, eccetera, però è tutto falso. Anche quando vedi i miei video con le musichette, quelli a rallentatore, buona parte di quelli sono falsi. Perché è vero che non ci ho speso chissà che tempo, però comunque ci ho dedicato dell'attenzione per fare quelle riprese con la musichetta, ok? E quindi quella parte delle musichette diciamo che è falso. È molto più sincero, la ripresa alla cazzo, e io che non cago minimamente la fotocamera e mi guardo, dico ah che bel panorama, guarda quella chiesa, quelle arcate, hai capito? Questo è il vero vlog e purtroppo nel nostro inconscio ancora non viene capito, però questi sono gli esempi da seguire. Guarda, non lo conosco di persona, non l'ho mai conosciuto, però te lo dico veramente proprio come fosse un mio amico. Guardati Human Safari, quello è veramente l'unico vlogger secondo me. Aspetta, poi sai quanti mi salteranno su nei commenti perché ho detto che Human Safari secondo me, cioè che non vuol dire niente perché secondo me l'unico vlogger, no? Però tieni anche conto un'altra cosa importante di quel ragazzo là che è anche giovane, a lui non, cioè la sincerità la percepisci anche del fatto che non gliene sbatte un cazzo quando parla, cioè vedi, lui è proprio sincero, cioè tu vedi tanti vlog, ma non di viaggi in generale, vlog in generale, capisci soprattutto se li fai quando uno è falso, che fa il sorriso forzato, la inizia allegramente, forzatamente, tante cose, e lui lo vedi là mezzo, no smorto, però lo vedi proprio tranquillo, cioè proprio reale, cazzo, veramente reale, proprio, che dice anche lui ogni tanto magari i suoi cazzi, le sue cose, veramente. Vai, seguilo, vai. Italia.
mi sono rotto le palle. Allora, prima che i soldi finiscano, ho deciso, mi prendo un monopattino elettrico, credo quello della Xiaomi con 45 km di autonomia, per fare la spesetta, tutti i piccoli movimenti, le cose. Sai che a me serve una cosa immediata, cioè tira giù, parti e via, e ributta lassù e via. E quindi sì, senz'altro. Dopodiché, con molta calma, andrò in cerca di un portabici per il camper che è già predisposto per il portabici, e dico con calma perché voglio un portabici che non sporga oltre il paraurti, oppure insomma proprio una minima cazzata. Questo da chiuso. Poi da aperto mi sta bene che ci stia una mountain bike sola, quindi con calma si vedrà sta roba, perché con la bici elettrica, con la bici qua pieghevole, è una cazzata. A parte chiuderla, aprirla, ma comunque ha il suo peso. Una volta chiusa non è maneggevole da far entrare per il camper, anche perché ti viene comunque da prenderla, afferrarla per le ruote, poi le ruote girano, è un casino, rischi di ammaccare i mobili. No, non fa per me, non fa per me. Era molto bella quella che ho preso, però non fa assolutamente per me, per il mio camper, anche perché comunque avrà il suo peso. Non dico che sarà 20 kg, però sarà 15 kg abbondanti, insomma, e buttarla su ogni volta e tirarla fuori dal letto a castello sopra, stando attento a non ammaccare, è una grandissima rottura di balle. Era molto meno rottura di balle quando ce l'avevo sul portapacchi fuori, quindi no, vabbè, abbiamo provato, ci ho messo 100 euro, mal che vada mi resta, spero di venderla comunque, e basta, niente. Vediamo, sto monopattino costa, però vabbè, costa, se vai a vedere ti costa come una bici pieghevole del Decathlon, o 50 euro in più, insomma, quindi sì, non è che tutta questa gran spesa, sono 500 euro per carità, però sì, sono tanti, perché non è che sono pochi, però diciamo è il mio mezzo di trasporto, perché sto pulmin qua è eccezionale come casa, ma è una casa, ma per viaggiare e girare vado malissimo. Quindi sì, ti ripeto, se devo andare adesso a prendermi, non so, una Coca-Cola che è qua a 5 km, non vado a farmi 5 km a piedi e dopo 5 km di ritorno, cioè non ho voglia. Ci sono giornate che posso farne 20 a piedi e giornate che proprio non ho voglia, tipo oggi non ho voglia. Quindi mi attaccherei il monopattino, vado a prendermi quello che mi serve e torno indietro, insomma, ecco, zaino per fare la spesa e via. Avrei potuto prenderlo subito, perché dicevo io, no? Però sai, cerchi sempre di risparmiare, di provare a spendere il minimo. Poi vedi, come dico sempre, no? Più cerchi di risparmiare, più soldi butti via, perché compri una roba, non ti soddisfa e dopo devi passare a una che ti soddisfa di più, e avanti così, no? E quindi niente, quindi io ho speso, o forse buttato, 100 euro per la bicicletta, e adesso devo spenderne 500 per il monopattino, hai capito? Sì, non è una questione di accontentarsi, l'accontentarsi sì, lo fai, ma a una scadenza di tempo, arrivi al momento in cui ti rompi le balle, un po' come il scarosso, la doccia separata, hai capito? E quindi io anche ste robe ovviamente le sopporto alla grande, se ci mancherebbe altro, che discorsi stiamo facendo. Però ovvio che se devi usarla tutti i giorni, più volte al giorno, tira giù, smonta, fa briga, o anche per andare al dentista che non trovo posto per pulmino, devo parcheggiare in culo alla miseria, eccetera eccetera, no, dici vai in mona, cavolo, prendi un monopattino e via. Venduto e spedito da Amazon, quindi il giorno che non lo voglio più faccio reso, me ne prendo un altro o prendo altra roba, quindi sì, io con Amazon proprio compro solo là ultimamente. Guarda questa linea qua sopra, aspetta. Se io... Hai visto? Sì, ho visto. Si muove. Cioè, tra i mille accessori che scopri di Pulmin, le luci automatiche, difatti sentivamo dei rumori tipo motorini quando passavamo davanti, cioè è troppo forte. È forte perché quando tu carichi quasi 300 litri d'acqua, cioè di serbatoio, e chiaramente il peso fa andare il camper all'indietro, quindi ti autolivella i fanali in modo che non dai fastidio a chi ti viene di fronte. Bellissimo, comodo.